È scattata all'alba a Randazzo nel Catanese l'operazione Terra Bruciata e con oltre 200 carabinieri. Sono più di 30 gli indagati dell'operazione legati alla famiglia Sangiani. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio. È contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il blitz è scattato all'alba. I militari del comando provinciale di Catania hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale Etneo nelle province di Catania, Cagliari e Rimini. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea ha permesso di disarticolare il gruppo dei Sangiani, articolazione territoriale del clan Laudani. Secondo la Procura, oltre a un fiorente traffico di cocaina, hashish e marijuana, l'indagine ha consentito di documentare come gli indagati abbiano nel corso degli anni esercitato un asfissiante capillare controllo del territorio ai danni di attività economiche della zona, i cui titolari venivano intimiditi con minacce e danneggiamenti per sottostare al pagamento del pizzo. Durante le indagini è stato trovato sotterrato in una località di campagna un arsenale costituito da pistole, fucili e numerose munizioni. Nell'inchiesta sono confluiti atti sulle elezioni amministrative di Randazzo dell'anno 2018. Sono emerse interferenze degli appartenenti al sodalizio mafioso sull'amministrazione comunale e in particolare su 3 rappresentanti, attuali e passati, del comune.